Assalivano bancomat, postamat, casse dei supermercati utilizzando acetilene ma anche tritolo. 5 le persone finite in manette grazie all'operazione congiunta Last Bang fra Carabinieri di Trieste e Squadra Mobile Giuliana, scattata nel capoluogo dopo alcuni colpi effettuati lo scorso autunno. Episodi simili mai si erano verificati a Trieste. Elementi convergenti che avevamo sia noi che la Polizia di Stato hanno fatto sì che la Procura della Repubblica di Trieste, il dottor Frezza, riunisse in un unico fascicolo le indagini e che noi cooperassimo reparto operativo nucleo investigativo dei Carabinieri e Squadra Mobile di Trieste. Una banda di veri professionisti che agivano senza scrupoli e con molti sopralluoghi. Alcuni componenti erano già noti alle forze dell'ordine per precedenti di possesso d'armi e conflitti a fuoco e contatti con la Mala del Brenta. Si ritiene che la banda possa essere l'autrice dei recenti colpi effettuati in Friuli, Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna. Nell'ultimo mese, nel solo Friuli, 6 gli assalti ai bancomat. Non lo escludiamo, certamente l'attività è ancora in corso, dovremo fare ulteriori accertamenti e verifiche al fine proprio eventualmente di poter dare con sicurezza la responsabilità anche degli altri episodi. Certo, modus operandi sono molto simili. A stroncare la loro attività il blitz finale di polizia e carabinieri che da mesi erano sulle loro tracce e che ha permesso di individuare il futuro colpo della banda ad un supermercato di Feltre, un'azione sincronizzata scattata di notte, poco dopo che i malviventi avevano interrotto l'illuminazione nella zona e stavano per innescare una tavoletta di tritolo. Qui è stato pianificato congiuntamente tra noi e i Carabinieri di Trieste un blitz individuando un team di 20 persone circa, le quali altamente professionali e preparate, le abbiamo logicamente predisposte in zona e al momento giusto, in modo impeccabile, sono intervenute e hanno catturato i soggetti. Rinvenuti sul luogo del delitto nel corso delle successive perquisizioni, arnesi da scasso, materiali da innesco e un panetto esplosivo di circa 200 grammi di sostanza esplosiva.